Veneto, Friuli e Slovenia, e in questa parte stupenda della Slovenia, sono assolutamente collegati dal punto di vista storico, ma anche produttivo. Sì, i prodotti hanno una loro caratteristica. È un viaggio tra i prodotti, i colori e i paesaggi del Carso, quello del progetto AgroTour 2, presentato al Combo in Campo dei Gesuiti dalla Confesercenti di Venezia con Istituto Agrario della Slovenia, Università di Trieste, Udine, Nova Gorica e Comune Sloveno di Komen. L'obiettivo è quello, partendo da prodotti come il vino terrano o il prosciutto del Carso, di creare nuove forme di agricoltura sostenibile e agriturismo. Qui si può creare maggiore occupazione, specialmente occupazione giovanile. Poi tutta la parte tecnologica viene studiata dall'università, la parte scientifica anche sulle proprietà dei prodotti, che è fondamentale. Il progetto AgroTour 2 nasce grazie alla programmazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020, che vede il territorio della provincia di Venezia tra i beneficiari accanto a Friuli e per l'appunto Slovenia. 78 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo di Sviluppo Regionale per un movimento complessivo di oltre 100 milioni in 7 anni. È un programma che ha finanziato complessivamente oltre 50 progetti, di cui 41 con partner del Veneto, con 335 beneficiari in tutta l'area di programma. Quindi abbiamo tante iniziative che stiamo portando avanti e mi pare con buoni risultati, come in questo caso.